cominciamo. Buonasera a tutti. Stasera è una serata un po' particolare, ok? Abbiamo un parterre assolutamente d'eccezione con vari ospiti, ma soprattutto abbiamo un moderatore finalmente, con la M maiuscola, non il sottoscritto. E io passo direttamente la parola al signor Lorenzo Fabiano, che è un giornalista del Corriere del Veneto. Grazie e buona serata a tutti. Grazie Beppe. Grazie. Grazie per l'invito, grazie per poter partecipare a questo bel dibattito su un tema particolarmente caldo che ci sta a tutti e quanti molto a cuore, no? Lo sport al tempo del coronavirus. Come sarà lo sport dopo questa vicenda che sta letteralmente cambiando il volto anche della nostra società, più nel male purtroppo per ora? E quindi ci troviamo a dibattere di questo tema con il nostro presidente dell'US ACLI, il dottor Damiano Lembo, che è anche componente della commissione fiscale del CONI, quindi diciamo un esperto in tema di società, del rapporto tra società e associazioni sportive, che è un po', direi, un po' il nocciolo della questione di questo particolare momento che stiamo vivendo. Saluto anche l'amico assessore al Comune di Verona, assessore allo sport, Filippo Rando. Buonasera, noi, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Quindi partiamo subito. Una premessa. Ovviamente siete tutti invitati a partecipare al dibattito e vi invito, per non intasare le linee, di porre le vostre domande attraverso la chat che trovate sulla piattaforma. Allora, Presidente, partiamo dalla domanda, diciamo, più generica, più banale, ma anche, insomma, che ci riguarda un po' tutti. Quanto male sta facendo questo Covid allo sport italiano e come si riparte? Sì, buonasera a tutti. Intanto ci siamo salutati informalmente prima, con tanti di voi ci siamo visti anche ieri. Come riparte? Quanto male sta facendo? Purtroppo tanto, perché intanto lo sport ha accompagnato, come dire, è stato un po', è un po' il filo conduttore di tutta questa brutta fase, di tutta la fase dell'emergenza sanitaria, perché ci ha accompagnato nella prima fase, appunto, dove si parlava campionato sì, campionato no, chiusura, riapertura, appunto, e siamo arrivati ai giorni nostri. Però ci tengo a precisare che intanto come presidente di un ente di promozione sportiva, poi di un ente di promozione sportiva con forti e saldissime radici nel valore sociale dello sport, per cui per noi lo sport declina i valori di inclusione, socializzazione, prevenzione delle malattie, tutela della salute, tutti quei valori che appunto sono nel nostro DNA da sempre. E perché dico questo? Perché quella parte di sport del quale tanto si parla, che va sulle copertine patinate di tutti i giornali, riviste e quotidiani, che è un po' il faro che sta accompagnando, come dicevo prima, tutto questo percorso, è una piccolissima parte di quello che è tutto il sistema sportivo, perché parliamo di una percentuale bassissima rispetto all'ossatura all'ossatura dello sport in generale. Perché questo? Perché il vero sport, diciamo, la vera essenza dello sport in Italia è rappresentato dalle migliaia e migliaia, dalle 130.000 circa iscritte nel registro CONI, società e associazioni sportive che rappresentano appunto lo sport di base, lo sport sociale. Per cui a fronte, voi immaginate che lo sport professionistico, che è quello declinato dalle federazioni che danno la qualifica di sport professionistico, parliamo di calcio, golf, neanche più il pugilato, insomma, parliamo di 3-4 federazioni che per determinate fasce di campionati declinano lo sport professionistico. Dopodiché da lì in poi parte tutto quello che è lo sport di base. E perché fa tanto male? E vengo alla sua domanda. Fa tanto male perché chi sta pagando fortemente il prezzo di questa emergenza, che è ormai diventata chiaramente finanziaria, è un'emergenza che riguarda la sopravvivenza delle nostre società sportive, sta mettendo a mio avviso in pericolo l'asset, la base del welfare del nostro paese, perché il welfare del nostro paese è fondato sul non profit.
è fondato su tutta una serie di associazioni, società, e adesso parlo di un mondo più generale rispetto a quello sportivo, associazioni, società, onlus, organizzazioni non governative, APS, promozione sociale, volontariato, tutto quel vasto panorama di non profit del quale fanno parte a pieno titolo le piccole ASD, SSD, le piccole società da noi rappresentate. E ripeto, non è un problema solo dell'associazione che chiude, ma, come piace dire a me, quelle tante associazioni sono dei presidi sul territorio, dei presidi di welfare, dei presidi di legalità, dei presidi di socialità che quotidianamente fanno, dico una parola generica, banale, fanno del bene e insistono sul territorio, sul vicinato, sull'area specifica nella quale stanno lavorando. Per cui, con tutte quelle conseguenze che ben conosciamo, insomma, ragazzi tolti dalle strade, diciamo, insegnare il benessere, la cultura fisica intesa nella cultura del benessere, e quindi tutto ciò che ne deriva da questo. E quindi il venir meno, le difficoltà, si stima che ci saranno un 20-30% di società sportive, di piccole associazioni che faticheranno, come dico io, a rialzare la serranda già adesso, ma soprattutto a settembre, per cui è adesso il momento più critico, e adesso è il momento di stare vicino a questo numeroso mondo, appunto, di socialità sul territorio. Certo, questo implica anche delle difficoltà per le associazioni dilettantistiche, ma soprattutto a livello giovanile, secondo me, che sono anche i serbatoi del domani. Ecco, noi stiamo rischiando di perdere questo serbatoio. D'accordo? Assolutamente d'accordo, perché è l'educazione che diamo ai ragazzi, perché vedete, fino adesso sembrava un ragionamento sempre un po' banale, sempre poco approfondito, no? Le nostre scuole per ragazzi, le attività per i giovani, eccetera. Però ci rendiamo conto adesso di quanto è importante dare una giusta indicazione, una giusta via, una cultura, appunto, rispetto al benessere, al crescere sani e al socializzare dei ragazzi che effettivamente adesso stanno anche vivendo un momento particolare per tanti, anche ragazzi in difficoltà, con delle disabilità, con dei disagi, la difficoltà appunto di stare insieme agli altri, di socializzare e di crescere con delle regole, perché ricordiamoci sempre che lo sport principalmente insegna le regole, perché è fatto di regole, per cui crescere nella cultura delle regole per un adolescente è importante tanto quanto l'educazione a scuola, tanto quanto la famiglia dalla quale provengono, e quindi fa parte di quegli elementi prioritari, di quel nocciolo, di quel nucleo fondamentale di educazione nella crescita di un ragazzo. Certo. Assessore Rando, faccio la stessa domanda in ambito locale. Come ne esce lo sport veronese da questa vicenda? Ma bisogna fare un attimo una considerazione di carattere generale. Allora, siamo ormai, speriamo, quasi usciti un po' da questa emergenza sanitaria, quindi dobbiamo iniziare a pensare al dopo. Il problema è che le tantissime associazioni sportive di tutti gli sport, quindi non c'è solamente il calcio ma è trasversale, tutti hanno grossissime difficoltà, perché c'è, a causa appunto di una crisi, oltre che sanitaria sta diventando, è già una crisi economica, c'è una fuga anche degli sponsor, di quegli sponsor che annualmente davano il proprio contributo alle associazioni sportive, che permettevano loro di comprare la muta di maglia, permettevano loro di pagare la pizza ai propri ragazzi. Mancano proprio quel sostegno e quindi si trovano in una difficoltà grandissima. Vivono dei tesseramenti, perché comunque i ragazzi cercano di mantenere, io parlo della realtà veronese, cercano di mantenere quote sempre molto basse per permettere comunque anche alle fasce più deboli di poter inserire i propri ragazzi, però a loro volta poi le fasce più deboli non avranno più quella capacità di spesa, e quindi è un po' un cane che si morde la coda. Mancano gli sponsor, i ragazzi, le famiglie che sono in difficoltà dovute sempre a questa crisi economica non riescono a mandare i propri ragazzi, quindi c'è un sistema che si sta avvitando su se stesso. E naturalmente si guarda alle istituzioni, si guarda al primo campanello che c'è sulla porta, che è quello del comune, che anche il comune, insomma, è innegabile che stia soffrendo una
questa situazione, non ha entrate, si è fermata la città di Verona, si è fermato il turismo, si è fermato tutto, di conseguenza non arrivano quelle entrate che poi noi dovremo redistribuire sul territorio. Quindi è una situazione molto pericolosa, che va veramente presa con molta attenzione, e soprattutto non esce un comparto da solo. O c'è una condivisione di obiettivi, c'è una visione comune, è un percorso comune dove tutti, stringendo i denti, cerchiamo di uscire, allora riusciamo a dare un futuro. Viceversa, se ognuno guarda il proprio orticello, temo che sia la politica sbagliata per poi dare un futuro allo sport, che dopo sia locale, regionale o nazionale, tolti i professionisti, che quello è un mondo a parte, ci sono delle considerazioni a parte da fare, però il mondo che sta più a cuore, quello dilettantistico, quello dei ragazzi, del quale parlava il Presidente, il mondo anche amatoriale, comunque di tutte le persone che hanno voglia di continuare a fare sport, rischia di subire una frenata, un arresto che ci potremo trascinare per molti anni, e non dobbiamo permetterlo. Dobbiamo cercare di fare quadrato, di recuperare risorse anche magari da quelle realtà che in questo momento possono aver sofferto meno, per cercare di ridare slancio un po' a tutto il mondo sportivo. Parlo veronese, ma poi penso che sia una riflessione che può essere estesa un po' a tutto il territorio nazionale. Certo, mi pare di capire che insomma, il termine abusato di questo periodo è il distanziamento sociale, quando invece probabilmente, senza probabilmente, abbiamo bisogno di essere molto vicini. Esattamente. Quindi vi inviterei a parlare solo di distanziamento senza la parola sociale, perché abbiamo bisogno di tanta socialità. Assolutamente, no, ma con una battuta ha riassunto proprio il concetto. Abbiamo bisogno l'uno degli altri in questo momento, abbiamo bisogno magari che le fasce un attimino che stanno meglio guardino coloro che stanno peggio, perché comunque o ci salviamo tutti insieme o tutti insieme affondiamo. Quindi questo è il momento in cui dobbiamo stringerci l'uno all'altro e cercare di uscire da questa palude nella quale ci siamo immersi. Certo. Materia del Presidente, le risposte che sono arrivate dal decreto rilancio, secondo lei? Sì, abbiamo avuto, diciamo, allora, in linea generale il mondo dello sport dilettantistico ha sempre sofferto, come dire, di scarsa attenzione da un punto di vista, come dire, di macroeconomia e di provvedimenti importanti. Per cui, ecco, il tema, ritorno un pochino all'inizio, il tema è sempre stato quello dello sport di vertice, del professionismo, eccetera, eccetera, e a ruota poi, come diceva giustamente l'assessore, legato alla buona volontà dei piccoli sponsor, dell'attività sul territorio, quindi della rete sociale locale, ed è quello, è vero, un grande pericolo che possa venir meno proprio quello, si sviluppavano appunto dei temi locali. Ora, l'attenzione nel male, cioè cerchiamo di mettere un pizzico d'ottimismo, anche se so che è difficile, però un'attenzione viene posta, un'attenzione è stata posta già col decreto cura, il primo decreto del 18 marzo, dove lì c'è stato un principio importantissimo, che è stato quello, l'indennità dei 600, la famosa indennità dei 600 euro ai collaboratori sportivi, non è da vedere solo come un'indennità da 600 euro, ma è stato il fatto che una categoria che è sempre stata considerata non una categoria di lavoratori, ma una categoria di volontari che aveva una forma di rimborso spese, in linea generale, è stata invece inclusa in una accezione di lavoro. Per cui per la prima volta dopo tanti anni è stato preso in considerazione il cosiddetto lavoro sportivo. Questo poi poniamo, vengo subito poi alla sua domanda, però era importante, come dire, cominciare a collocare degli argomenti. Cioè noi abbiamo avuto per tantissimi anni, ormai dal 99, questa forma di compensi sportivi che tutti ben conoscete, insomma sostanzialmente la possibilità di dare dei compensi a chi opera in ambito sportivo, parliamo sempre di puro dilettantismo, in completa esenzione di IRPEF, di INPS, di INAIL, eccetera, che 20 anni fa poteva avere un senso, perché comunque l'istruttore, l'accompagnatore erano sempre persone con una certa, già una propria solidità, come dire, economica, previdenziale, e quindi era veramente una forma di rimborso spese. Adesso, a distanza di tanti anni, invece assistiamo a istruttori, allenatori, giudici che vivono di quello, in un limbo particolare che non era considerato, come dire, nel reddito, ma una forma di rimborso spese, quindi con 1000 esenzioni. Ora,
abbiamo avuto un processo di accelerazione legato, come tanti processi di accelerazione, a questa fase di emergenza, che ha individuato, come dire, delle norme per il settore dello sport dilettantistico, per cui l'attenzione verso il lavoro sportivo, e nella prima stesura del decreto Cura Italia avevamo, per quanto riguarda i beni in concessione, i beni pubblici in concessione, uno slittamento dei canoni e quant'altro. Ora, per tornare al decreto rilancio, pubblicato questa mattina peraltro, abbiamo un rinnovo dell'indennità dei 600 euro, e lo slittamento ulteriore di un altro mese dei canoni in concessione pubblica, quindi del pagamento dei canoni in concessione pubblica, con possibilità di rateizzare questi pagamenti fino a dicembre sostanzialmente. Abbiamo una norma abbastanza innovativa che riguarda invece i canoni di affitto verso i privati, perché in effetti qui si arriva a regolare i rapporti tra privati, per cui prevedendo una riduzione d'ufficio, diciamo così, per legge dei canoni di locazione anche nei rapporti tra privati, e poi la costituzione, altro elemento importante, la costituzione di un fondo per la ripartenza dello sport di base, finanziato con una percentuale dello 0,5% dell'area delle scommesse sportive. Ora, non entro nel merito, diciamo così, della scelta politica, ma per carità, non entro in quel campo lì. Non ne usciamo più. Andiamo pure fuori tema, esattamente, no, per carità. Non mi permetto di entrare su quello. Dico solo, prendiamo il lato positivo, abbiamo un pacchettino di norme che riguarda il mondo dello sport, che va nella direzione, speriamo, declinata bene, speriamo veloce, speriamo giustamente applicata, diciamo, di una serie di attenzioni verso le società sportive di base, perché l'importante, appunto, e lì focalizzo l'attenzione, l'importante è la tutela, perché come dire, la parte fondamentale in questo gioco lo gioca, scusate il gioco di parole, lo giocano le associazioni e le società sportive sul territorio, perché sono loro che aggregano e che svolgono la loro funzione in quell'area, in quel settore, in quel quartiere, in quella zona, in quella città. Per cui è importante appunto che avvenga questo. Certo, i buoni auspici, diciamo, e i desideri. Se ci fosse stata una norma che andava, come dire, ad aiutare a dare maggiori sgravi fiscali, per esempio alle aziende, agli sponsor, perché si è parlato di qualcosa, e vengo qui incontro al ragionamento dell'assessore Rando, sarebbe stata anche quello un elemento forte da mettere sul piatto, importante. Cioè, per ora si è giocato sugli affitti, sulle indennità agli sportivi, e occorrerebbe un pochino potenziare e strutturare le associazioni e le società sportive, riuscendo a catturare, diciamo, delle sponsorizzazioni esterne e quindi ad autofinanziarsi. Certo. Senta, lei parlava anche all'inizio del calcio, no? Federica Pellegrini in tempi non sospetti ha lanciato anche una provocazione piuttosto efficace e anche forte verso il mondo del calcio. Non c'è solo quello, c'è una galassia di altri, però si parla, il calcio monopolizza un po' l'attenzione dei media in primis, ci mettiamo anche noi dentro ovviamente. Però già che ci siamo, una domanda io gliela voglio fare. Non è che questa vicenda alla fine, parlo del calcio, è stata un po' come un vaso di Pandora che ha scoperchiato un bel po' di mali del calcio e ne ha mostrato la fragilità di un sistema che, reggendosi esclusivamente sui diritti sportivi sotto la bufera, il castello di carta rischia di crollare? Esattamente, sì, giusto, certo. Quello che amo dire io, lo sport non è il calcio, il calcio è una parte, soprattutto se andiamo a vedere quello di punta, poi dopo è una piccolissima parte, e questa fase, appunto, sì, è vero, ha dimostrato la sua fragilità da un punto di vista di sostenimento di queste incommensurabili compensi, di tutto quel sistema. Effettivamente forse viene da pensare un po' come dire a una bolla, no? Una bolla finanziaria, una bolla ad un'esagerazione, e questa fase sta mettendo in luce tutti questi limiti, e mette anche in luce tutti i limiti dei rapporti, delle ingerenze e delle influenze forti del mondo del calcio rispetto a tutto il resto del mondo delle politiche sportive.
perché comunque sentiamo parlare il CONI, Sport e Salute, la federazione, come se fosse un interlocutore, no? al pari di tutti, per cui si viene a creare un polo così importante che effettivamente, ecco, questa fase sta mettendo in luce tutto questo, e per cui si auspica che anche qui ci sia, come dire, una sorta di riequilibrio un po' di tutti, non solo il lato economico, ma anche di tutti, come dire, le forze, le influenze e le capacità di fare politiche sportive. Tra l'altro il presidente Malagò in un'intervista alla Gazzetta stamattina ha preso l'occasione anche per auspicare delle riforme del calcio, però bisognerà vedere se il suo appello non cada nel vuoto, speriamo di no. Volevo leggere, qui arrivano le prime domande dai nostri ascoltatori. Francesco Carmignani chiede: il fondo sarà per tutte le associazioni indipendentemente dal numero degli iscritti? Allora, il fondo per ora la norma ci dice che verrà costituito un fondo denominato Fondo per il rilancio dello sport di base, che viene finanziato appunto con lo 0,50 eccetera, che sarà fino a un tetto massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni per l'anno 2021, da destinare alle associazioni e società sportive di base sulla base di una regolamentazione che sarà poi a cura di Sport e Salute, per cui le modalità ancora non è dato sapere come verranno distribuiti. Assessore, vogliamo un attimo ricordare le delibere che avete fatto come Comune di Verona a sostegno delle associazioni sportive? Allora, per cercare di... allora, sicuramente c'è un comparto dell'associazionismo sportivo, diciamo, che soffre particolarmente, che sono gli impianti natatori, le piscine. Di conseguenza abbiamo pensato, abbiamo avuto dei confronti con tutte le associazioni che stanno tenendo aperti, hanno tenuto aperti e dovranno riprendere poi l'attività degli impianti natatori, che stanno particolarmente soffrendo, perché comunque un campo sportivo, diciamo periferico, chiuso, non comporta grandissime spese, se non lo sfalcio dell'erba, se non poche utenze. Viceversa, un impianto natatorio ha delle spese notevoli anche quando è chiuso, semplicemente anche i motori che devono far circolare l'acqua, l'elettricità, l'acqua stessa, quindi stanno vivendo un momento particolarmente delicato. Quindi come comune, unitamente alle Acque Veronesi, che è una partecipata al 100% del comune, abbiamo pensato di dare l'opportunità innanzitutto di spostare le bollette, quindi di portarle a ottobre di quest'anno e poi di rateizzare il consumo di questi giorni, di questi mesi che hanno chiuso, e di rateizzare eventualmente anche l'anno corrente, in modo da poter permettere a tutti gli impianti sportivi, in questo caso alle piscine, di poter affrontare un po' la stagione estiva senza avere l'assillo della bolletta, diciamo che quella più importante sicuramente è quella dell'acqua, senza avere l'assillo di dover pagare i canoni. Si tende un po' a posticipare tutto verso ottobre, un po' come ha fatto lo Stato. Detto questo, vediamo. Sì, purtroppo stiamo navigando un po' tutti a vista, stiamo cercando di capire cosa succede, quanto grave è questa crisi, e poi eventualmente cercheremo di dare un ulteriore supporto. Diciamo che in questo momento abbiamo cercato di posticipare un po' tutte queste scadenze per permettere un attimino di salvare posti di lavoro, perché dopo non dimentichiamoci che lo sport è anche fonte di tantissimi posti di lavoro che noi dobbiamo assolutamente preservare, e quindi permettere innanzitutto di affrontare una stagione estiva che dia la possibilità di recuperare un po' di ossigeno. Naturalmente siamo sempre legati un po' all'epidemia, se il calo continua come sta accadendo nel Veronese e nel Veneto in maniera anche abbastanza convincente, speriamo che poi ci siano degli ulteriori rallentamenti e che la stagione possa essere proficua per tutti coloro che hanno gli impianti sportivi. Altro aspetto importante, le scadenze dei concessionari delle piscine, coloro che scadono entro il 2023, hanno la possibilità di chiedere la proroga di un anno. Così facendo hanno la possibilità quindi di rivedere il loro piano economico-finanziario, naturalmente con un'agevolazione di questo tipo. È tutto sempre in virtù dell'emergenza sanitaria. Questi, diciamo, sono gli aspetti più importanti. Stiamo poi studiando anche per tutto il mondo dilettantistico proroghe delle concessioni e dei sostegni. Ricordo che il Comune di Verona dà annualmente dei contributi a tutte le associazioni sportive, quindi dà dei contributi non solo a sostegno di tutte le iniziative, ma dà dei contributi anche all'inizio della stagione sportiva, quindi in 2 tranche solitamente, all'inizio, quindi ad agosto, e poi
se non ricordo male, a marzo, aprile dell'anno seguente, dà circa un contributo, adesso dipende un po' dalle dimensioni, sono delle caratteristiche, però comunque sono contributi che oscillano da 10, 15 e 20 mila euro ad associazione sportiva per il mantenimento della struttura, per permettere il mantenimento proprio di tutto l'apparato. Quindi il Comune ce la sta mettendo tutta, ci auguriamo che poi lo Stato abbia un po' di attenzione nei confronti dei comuni, perché in tutti questi aiuti che sono stati dati, i comuni sono stati dimenticati. Adesso non lo dico in tono polemico, ma è un dato di fatto, un dato oggettivo, tant'è che ci sono tantissimi sindaci un po' di tutta Italia, trasversalmente parlando. Adesso non parlo di colore politico, perché quando si parla di sport è qualcosa che va anche al di sopra. Però è innegabile che tutti i sindaci abbiano lanciato un grido d'allarme, perché se lo Stato non ci dà un supporto, un sostegno, rischiamo soprattutto nel 2021 di non riuscire più a garantire i servizi alla cittadinanza, e quindi diventa molto pericoloso. Noi ci auguriamo che magari a quest'estate o immediatamente dopo lo Stato si ricordi anche dei comuni, che sono sempre in trincea, sono sempre i primi ad ascoltare i cittadini, però devono avere anche i mezzi e le risorse per poter dare poi delle risposte. Noi ce la stiamo mettendo tutta e speriamo che poi, come si diceva, torno al discorso di prima, tutti insieme si riesca un attimino a superare questo difficile momento. Do il benvenuto a un ospite graditissimo e un abbraccio ideale a Manuel Bortuzzo, che è collegato con noi. Vediamo se riusciamo a sentirci. Manuel, ci sei? No. C'è qualche problema. Il bello della diretta, sì, diceva qualcuno una volta. Sì. Ci sei, Manuel? Mi sentite? Come no? Ciao, ti sentiamo bene, forte e chiaro. Tu? Ok, adesso perfetto anch'io, perfetto. Se era un attimo... Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Benissimo. Buonasera. Insomma, Manuel non ha bisogno di presentazioni. Un ragazzo dalle due vite. La sua seconda vita inizia il 2 febbraio, tra l'altro è anche il giorno del mio compleanno e sinceramente preferirei festeggiarlo in un'altra data, visto quello che ti è successo quel giorno. Comunque, al di là di quello, benvenuto tra di noi. Grazie, mi piace. Fa molto piacere averti con noi questa sera e ti faccio anche gli auguri, perché se non sbaglio hai appena compiuto da poco 21 anni, giusto? 21, sì, sto diventando anch'io. Bene. Senti, ti chiedo, sei già tornato in acqua ad allenarti e che effetto ti ha fatto il primo tuffo in acqua dopo il lockdown? Assolutamente sì, e l'effetto è sempre, diciamo, quello della prima volta, perché basta che sei veramente fermo dalla tua passione, dal tuo sport, ma anche per poco, bastavano anche solo 2 settimane, credimi, che poi sarebbe come essere entrati dopo la prima volta. Quindi niente, libertà, semplicemente libertà assoluta, dove, lo dico sempre, al mio posto, dove tutti i problemi del mondo spariscono, quindi libertà. Senti, che tipo di preparazione stai facendo al momento? Ma per ora è un attimo di recupero, diciamo, perché giustamente era un po'... E poi vedremo di preparare... A me piacerebbe qualcosa del più veloce possibile. Ho sempre fatto nella vita mia gare lunghe, comunque distanze che richiedevano vari tipi di allenamenti. Esatto. E adesso magari, se proprio devo fare qualcosa, fare l'opposto. Quindi vedremo qualcosa di veloce. Senti, la quarantena come l'hai trascorsa invece? A casa, ovviamente, ma dove? A Roma o dalla tua famiglia? A Roma, no. L'ho trascorsa a Roma, ero solo con mio padre, sì. Ovviamente adesso li abbiamo raggiunti, ma siamo stati solo io e lui. Però devo dire la verità, alla fine l'ho passata in modo normale io, perché comunque il modo per allenarmi a casa ce l'avevo, gli esercizi da fare ce li avevo. Sapevo che comunque la famiglia stava bene. E suonavo il pianoforte un sacco, perché giustamente con tutto questo tempo ma dopo ti chiedo qualcosa ho studiato un po' di pianoforte. E quindi diciamo che alla fine me la sono passata poi con gli amici, sai, FaceTime, queste cose qua, passate. È importante che sia passato il peggio. Senti Manuel, tu hai scritto un libro, no? Rinascere, sì, edito da Rizzoli, sì. Cioè un titolo molto significativo, direi, soprattutto in un momento come questo, al di là della tua vicenda. Cioè c'è un parallelo tra te e il tuo paese in questo momento. Ti chiedo, ma come si rinasce? Hai detto benissimo che quasi non c'è, diciamo, libro più azzeccato in questo momento, perché proprio di quello che si parla ed è proprio di quello di cui c'è bisogno.
semplicemente quando pensi che tutto sia veramente finito, comunque pensi veramente che non ci sia peggio di quello, è proprio lì che si nasconde secondo me l'opportunità per poter rinascere. Ovviamente devi volerla, perché uno sta lì, si butta, si piange addosso, non fa niente e aspetta che arrivino le cose dal cielo, sicuramente la situazione non cambia. Ma se uno c'ha un po' di voglia di fare e ha voglia di mettersi in gioco, è proprio nella peggiore delle situazioni che ci sta la migliore delle probabilità di tornare a rinascere e stare bene. Anche perché poi vedi tutto ovviamente con un valore diverso, come è cambiata per me la vita, come sono cambiate le cose, come vedo io il mondo adesso, giustamente lo vedo in modo diverso, migliore rispetto a prima, quindi vedi che da una disgrazia poi si riesce sempre a trarre qualcosa di positivo, certo. Certo, senti, il tuo volto pulito, no? Ma poi il coraggio che hai mostrato, una serenità incredibile che hai sempre mostrato in tutta questa vicenda qua. Io credo che questo possa essere un forte esempio per tante persone che soffrono, no? Come lo è stato un esempio un uomo come Alex Zanardi. Intanto ti chiedo se vi siete anche conosciuti e poi cosa ti senti di dire a chi sta soffrendo e non ce la fa, Cosa gli diciamo? Semplicissimo. Allora, vabbè, comunque per risponderti con Alex, sì, siamo conosciuti via social perché lui è una persona molto riservata che se le cose le deve fare, le fa perché le vuole fare lui, non perché deve far vedere che fa determinate cose, no? Quindi sapeva che se ci fossimo conosciuti agli inizi sarebbero venuti i telegiornali, le telecamere, cose che lui non voleva, perché se voleva conoscermi voleva stare con me e basta e fare 4 chiacchiere con me. Quindi comunque ci siamo sentiti a livello col telefono. E poi quello che io cerco sempre di consigliare, no? Comunque di dire a chi, perché giustamente mi scrivono tante persone dove mi dicono che veramente si sentono arrivati, diciamo quasi anche alla fine, perché poi ovviamente ognuno si vive i problemi a peso proprio, no? Nel senso, quello che per me può essere niente, magari per te può essere un qualcosa di impossibile, di grande, giustamente, no? Quindi mai giudicare, perché comunque tu potresti avere davanti a una persona veramente che sta combattendo la difficoltà più grande della sua vita e tu non lo sai, quindi comunque rispetto sempre, e quello che dico io alla fine è sempre quello, che può essere cattivo, può essere bastardo la vita, però la vita va vissuta, no? È una. La vita ci dà, ci toglie, ma è sempre vita e quindi sempre vissuta va. Quindi questo è semplicemente quello che dico io. Indipendentemente da tutto, questo abbiamo, quindi viviamo. Certo. Presidente, assessore, un saluto a Manuel, lo volevamo fare? C'è qualcosa che volete chiedergli? Buonasera. Ma faccio io una domanda, anticipo il Presidente. Buonasera Manuel. Gli obiettivi sportivi, quali sono per il futuro? Adesso sarebbe... Scusate, spegnete i microfoni per cortesia. Sara? C'era qualcuno che aveva perso una ciabatta, l'unica cosa Normale vita familiare. Sì, proprio uno spaccato casalingo. Genuino. Sì. No. Manuel, hai sentito la domanda? Aspetta, voi mi sentite adesso? Adesso sì, adesso sì. Avevo il microfono spento e stavo parlando, vabbè. Allora, no, ho sentito benissimo la domanda. Comunque, allora, alla fine, obiettivi sportivi, giustamente adesso che c'è da riprendere, bisogna un attimo vedere come sia a livello cronometrico, come si sta. Però poi, vabbè, è uno solo alla fine, quello che hanno posticipato. Esatto, grande. Bravissimo. Quindi faremo tutto il tifo per te. Quindi sai che qua a Verona abbiamo un centro tecnico federale. Quindi... lo conosco benissimo, sono 4 milioni di gare. Esatto. Quindi non sono stato. Se passi, guarda, sarà un piacere così venirti Ma noi, Manuel, lo avremo a Verona il 22 di agosto, dovevamo averlo il 6 di giugno. Esattamente. E invece per ovvi motivi che è inutile che stiamo qui a spiegare, lo avremo il 22 di agosto alla Gran Guardia e speriamo che, insomma, lì speriamo di poterti abbracciare. Beh, dai, speriamo di sì, a fine agosto. Dai. Non so, però sarebbe già, infatti, perché qui di fase in fase arriveremo anche all'abbraccio. Presidente, ma voglio solo festeggiare le prossime vittorie di Manuel, quindi mi raccomando, metticela tutta e concentrati perché dobbiamo tutti gioire e venire a trovarti. Assolutamente, se posso regalare gioia.
Io vado spesso ad Ostia al Palafigilcam, lì dietro al centro natatorio ad Certo, certo, Ostia. certo. Infatti, Vabbè, ecco, a casa mia, quindi conosco. infatti casa tua immagino. Quindi ecco, cerca di, mi raccomando, forte e tosto, ma non c'è bisogno di dirlo, Come quindi sempre. verremo a festeggiare e mettere una medaglia, speriamo a più presto. Grazie, è Senti, gentile. Manuel, Sì, una domanda che è tempo che ce l'ho in mente, è tempo che vorrei farti. Di sì. tutta questa cosa, diciamo, qual è la cosa che ti dà più fastidio quando si parla della tua vicenda? C'è una cosa che ti dà particolarmente fastidio? Quando si parla Non della so, mia chiedo, vicenda, se intendo, non so, un eccesso di atteggiamento retorico, no, non beh, so, allora, io sono veramente molto tranquillo, sono primo che io adoro l'ironia, proprio penso che sia veramente il prive infatti, dell'intelligenza, quindi infatti. sono autoironico, mi piace un sacco fare battute, ridere, scherzare e permetto proprio perché non mi sento diverso, perché poi secondo me sta lì la differenza, no? Che se uno comincia a prendersela troppo è anche perché evidentemente si sente diverso, ma io voglio essere trattato come una persona normale, quindi se prendo in giro l'amico mio perché non c'ha i capelli, lui può prendere in giro a me perché sono su una sedia a rotelle, voglio dire, ok? Non Quindi parliamo di capelli, partendo per da quel favore, presupposto, Manu. partendo, Sì, sì. quindi partendo da questo presupposto qui, alla fine le cose che mi danno fastidio non sono diciamo strettamente legate all'accaduto, ma sono magari legate a che pensano adesso che magari pensavano, non lo so, o c'è qualcuno che pensa che determinate cose le faccio solo perché è successo questo, ok? Quando in realtà non è che la gente mi sta a fianco perché gli faccio pena, ma mi sta a fianco perché si trova bene, sto a parlare con me o comunque perché quello che ho creato, insomma, era qualcosa che mancava. E quindi giusto quelli che non, giusto quello che dicevo prima, no? La gente che parla senza sapere, solo quello, ma poi alla fine ci fai pure l'abitudine, lasci stare. Certo, certo. Senti, ti chiedo, prima parlavi del pianoforte, no? Volevo chiedere a Sì, proposito, tanto complimenti perché ci hai messo anche poco tempo, quindi cioè, ci abbiamo orecchio, voglio dire, insomma, sì, sì. un Beh, talento, eh? Eh? quando hai voglia di fare è una cosa Come che... va col pianoforte? E poi ti Bene. chiedo, facciamo finta di averne uno qua, e che brano vorresti suonare? Che brano sarebbe quello più giusto e opportuno per l'Italia sotto pandemia, secondo te? Cosa ti sentiresti di suonare? Allora, ma comunque allora, intanto che ci penso ti dico, no, quel piano va bene comunque perché con tutto questo tempo a disposizione ho avuto modo di studiare altri brani. Ehm, un qualcosa che possa rispecchiare musicalmente il periodo di adesso. ehm, Anche un titolo di una canzone, ne ha tirate fuori talmente tante in questo momento, c'è tutta una playlist ormai sul Covid. infatti Avremo ce ne sono veramente un CD Covid in arrivo prima o poi. Sì, io penso che, io non so come mai, ma trovo che River Flows in You, la canzone che ho iniziato a suonare io di Ruma, del coreano, sia la canzone pianoforte che più rispecchia questo nostro Ok, essere di questo momento, soprattutto, che era pure quello che c'avevo io prima, giustamente, e che ci si sono ritrovati tutti dentro adesso. Quindi, secondo me, è quella che può rispecchiare di più il mood, diciamo, il mood di tutte le persone di adesso, è quella che diciamo che perché? Perché è una canzone che ti fa involontariamente guardare dentro, ti rispecchia, diciamo, nell'anima e quindi quello che un po' stanno passando tutti adesso, ma il fatto di guardarsi dentro perché non si poteva fare determinate cose. E quindi sicuramente River Flow in You di Roma è quella che più si addice. certo. Senti, il tuo idolo sportivo, se non sbaglio, è Valentino Rossi, giusto? Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Come mai? Perché? Perché ho avuto fin da Cosa piccolo rappresenta per te Valentino Rossi? è l'eterno bambino, nel senso, c'è la voglia di vincere, la voglia di stare sul pezzo che ha lo stesso bambino di 12 anni, però lui ce l'ha 40, capisci? Quindi già quando ero piccolo io, che era la mia passione più grande, era appunto la moto, mi ritrovo adesso ad avere ancora la stessa persona, con la stessa voglia di quando io ero piccolo, che c'aveva di vincere, ancora adesso, nonostante siamo passati 20 anni, cioè quasi 20 anni, e ti fa capire che veramente è quello che secondo me deve avere un campione, no? Nel senso quello che ha una persona che vuole veramente fare quello che sceglie di fare nel modo più giusto quello che vuole fare. Quando l'ho conosciuto, ho visto, lì ho capito proprio che se tu gli togli la moto a lui non è più niente, cioè gli togli tutto, che non gliene frega niente del resto. E quella è la passione, quindi da qui secondo me solo tanto, tanto insegnamento bisogna trarre. Ok.
Senti Manuel, io ti ringrazio per essere stato con noi, sei stato veramente molto gentile, è stato un piacere parlare con te, conoscerti, perché è la prima volta che Certo, ci ci vedremo. vediamo e ci diamo appuntamento allora il 22 di agosto alla Gran Guardia di Verona. Assolutamente. Ci Ok? vediamo lì, assolutamente. Devono venire tutti, certo. Grazie ancora per essere stato Una con buona noi. serata. Ciao, buona Ciao, serata anche a ciao. te. Ciao a Ciao Ciao, tutti, ciao. buona Manuel, serata. ciao, ciao, buona serata. Allora, una domanda molto pratica che arriva da Paola Zenuso. Vorrebbe lei capire come organizzare lo spazio a norma, cioè per fare ginnastica, attività motoria. Lei chiede quali sono le regole oltre al distanziamento dei 2 metri. Chi organizza deve firmare una presa di responsabilità? Ma dipende dal luogo, innanzitutto, dove intende svolgere questa attività la signora. Nel senso che la distinzione, più che sulla disciplina, dopo ci sono anche delle particolarità, però innanzitutto bisogna capire se voglia fare all'interno di una palestra, su un impianto scoperto, bisognerebbe capire un attimino quegli aspetti. Chiaramente si parla nell'ultima ordinanza del governatore Zaia che comunque bisogna sempre mantenere, io faccio così delle riflessioni di carattere generale, poi spero di azzeccare la domanda della signora. Certo. Si parla di un distanziamento comunque dell'attività fisica comunque di 2 metri e quindi innanzitutto questo è il primo aspetto, eventualmente e quindi bisogna vedere quello, se fa gli allenamenti, se comunque produce dell'attività sportiva in un ambiente, in un impianto sportivo scoperto, non c'è la possibilità di utilizzare gli spogliatoi, quindi le docce, quindi bisogna arrivare già preparati, già vestiti in base allo sport naturalmente che si intende praticare, poi si rientra a casa per fare la doccia e quindi tutti quegli accorgimenti. Viceversa, per le palestre, per il chiuso, ci sono una serie di regole da seguire per poter poi utilizzare gli spogliatoi, per poter utilizzare le docce. Diciamo che è un po' articolato e quindi è sempre bene che magari coloro che hanno in gestione gli impianti sportivi comunque scrivano 4 righe, noi attraverso il comune comunque le stiamo mandando alle nostre associazioni, quello che si può fare, quello che non si può fare e le regole da mantenere giusto per preservare, perché è vero che stiamo uscendo ma non ne siamo ancora usciti. Guarda, Assessore, a proposito di domande, prima che ti mandino la mail te ne riporto subito una, che mi chiedono quando sarà gli sport di contatto, no? Quando per esempio il judo saranno gli ultimi. potrà ripartire. Certo. Sì, sport di contatto. Allora, è chiaro che si naviga un po' a vista, quindi mi viene in mente giustamente il judo, il rugby, poi che quando ci sono le mischie che durano anche tantissimi secondi, quindi lì è chiaro che l'epidemia deve essere azzerata e in questo momento c'è molta prudenza, si può fare, non si possono fare le partite, non si possono di qualsiasi sport, non si possono fare competizioni, quindi si possono fare gli allenamenti a collettivi, ma sempre mantenendo un distanziamento di 2 metri, quindi mi viene da pensare, così ragionando a rigor di logica, che magari fatica a fare una previsione, però nell'arco mi auguro di 1 o 2 mesi, vediamo un po', sicuramente il tanto amato e criticato calcio sarà anche un po' una cartina tornasole in questo senso, vediamo un po' i professionisti come reagisce un po' tutto quel mondo, visto che magari sembra che a metà giugno possa riprendere il campionato di calcio e secondo me poi a ruota, a cascata gli altri sport poi lo seguiranno e quindi capiremo qualcosa secondo me dalla metà di giugno in avanti. Qui andrebbe chiarito, chiedo anche al Presidente, il concetto di sport di contatto, perché anche il calcio mi risulta essere uno sport di contatto. Allora, domanda, in barriera si mettono a 1 metro di distanza l'uno dall'altro? Sul calcio d'angolo si mettono con la mascherina? Cioè, io questo francamente faccio capire, cioè è Vox Populi questa qui, perché sono le domande che ti fa la gente al bar alla mattina quando prendiamo il caffè. Ma che gli rispondiamo? Francamente non situazione attuale, come diceva l'assessore, adesso non c'è più quella distinzione iniziale fra sport di squadra e sport individuali per quanto riguarda solo gli allenamenti, quindi competizioni e gare sospesi, ma allenamenti sono possibili rispettando appunto il distanziamento nei locali chiusi, quindi nelle palestre, quindi nella domanda di prima si parlava di ginnastica e attività motoria, quindi gli accorgimenti sul ricambio d'aria, gli accorgimenti sulla disinfezione, sanificazione, insomma su tutti quei dati lì, però l'allenamento è possibile. Chiaro, diversa cosa è poi dopo
lo svolgimento delle gare e quant'altro. Poi, quindi, insomma, piano piano, certo, giustamente, come diceva l'assessore, dobbiamo capire passo passo quello che accade, sperando che continui questo trend positivo, magari speriamo che fra 1 o 2 mesi si riesca a ripartire anche con le gare. Per ora alleniamoci, così almeno dobbiamo essere pronti poi per gareggiare. Questo è un ottimo consiglio, Presidente. Assessore, fioccano le domande. Saverio chiede che, visti i protocolli per le attività di squadra, possiamo riprendere ad allenarci nella nostra palestra a Quinto? E la sanificazione a chi spetta? Allora, sicuramente si può tornare dalla settimana avventura. Adesso ci sono già delle associazioni, rispondo al signor Saverio, che stanno pian pianino, nessuno corre, nessuno ha tantissima fretta, comunque stanno pian pianino recuperando i propri spazi, quindi dalla prossima settimana si potrà tornare in palestra. La sanificazione, anche questo non si capisce a chi spetti, comunque se ne sta facendo carico il Comune di Verona, perché comunque se aspettiamo magari notizie che arrivano dall'alto rischiamo di morire di vecchiaia. Si sta occupando il Comune di Verona delle sanificazioni, anche di tutte le sanificazioni per quello che riguarda gli impianti di condizionamento, quindi per permettere poi a coloro che potranno tornare in palestra di vivere in un ambiente salubre. Però io vorrei anche raccomandare che un secondo dopo che è stata consegnata alla palestra, che si torna a rifrequentarla, ci vuole molta attenzione, perché dopo è chiaro che la sanificazione, dal momento che c'è l'ingresso di un atleta, svanisce, perché se poi l'atleta ha dei problemi, non ha dei problemi, lì si fa la differenza. Quindi la sanificazione è importantissima. Dopo 2 mesi anche vorrei sfidare un po', anche capire quale tipo di virus possa essere ancora all'interno della palestra, però giustamente noi facciamo la sanificazione e quindi io penso che in tutta sicurezza si possa comunque tornare a fare attività sportive anche all'interno della palestra. E ripeto, le sanificazioni se ne sta occupando il Comune. Ho capito. Mi viene anche un'altra considerazione. Per esempio, uno sport come il tennis, che fa del distanziamento, no? Una sua connotazione. Ecco, non poteva iniziare prima. Sì, il tennis sì. Allora c'è stata una distinzione ancora nelle settimane precedenti, perché dopo anche noi arrivano le ordinanze del Presidente Zaia e dobbiamo un attimino cercare anche di decifrarle. Il tennis è potuto giocare, se non ricordo male, già da fine aprile, da inizio di maggio, adesso non ricordo perché ormai di numeri ne ho in testa tantissimi. Comunque c'è già stata la possibilità di giocare a tennis, il singolo, non il doppio, e era stata data la possibilità di giocare agli agonisti, ai professionisti e non professionisti che svolgono attività agonistica. Quindi gli amanti del tennis e i praticanti del tennis hanno potuto ormai già da un paio di settimane poter giocare, anche perché è uno degli sport più sicuri per quello che riguarda il singolo. Il doppio va da sé che non è possibile giocarlo. E adesso ci sono anche lì gli impianti sportivi di tennis che insomma sono tutti a pieno regime, da quello che colgo in giro. Ecco, domanda che arriva dall'ambiente della bicicletta, no? Dai cicloamatori. La bellissima bicicletta. La bellissima bicicletta che diventerà, forse speriamo, anche un mezzo sempre più diffuso probabilmente dopo questa vicenda che ci coinvolge, no? Sì. Perché dovremmo anche pensare a una nuova mobilità nelle nostre città, o no, Assessore? Senza dubbio dovremmo comunque pensare a una mobilità. Allora, le istituzioni devono dare la possibilità ai cittadini di muoversi in maniera differente, questo è l'obbligo, e di conseguenza i cittadini poi devono cercare di sfruttare la possibilità che verrà loro data, quindi piste ciclabili, quindi tram a metano, quindi cercare un attimino tutti di fare un piccolo sforzo. Se poi se per andare al lavoro c'è 1 chilometro, magari anche fare una passeggiata non guasta. Ho capito. E il distanziamento in gruppo in bicicletta è di 1 metro o 2? Facciamo un po' di chiarezza su questo. Sì, i ciclisti dibattono molto su questo aspetto qui. Cosa gli diciamo? Ma vale un po' il solito discorso, che comunque durante l'attività si devono mantenere i 2 metri. Si devono mantenere. Quindi io consiglio una bella fila indiana. Ok. Quella di norma... certo. Anche in questo caso pensiamo alle volate. Quante volte ci sono le volate dove c'è un assembramento di ciclisti che si danno di quelle gomitate
spaventose, naturalmente lì sei proprio all'apice dell'agonismo. È chiaro che anche quelle non si possono ancora fare, e quindi l'unica risposta che posso dare è quello di poter fare sì attività ciclistica in fila indiana, o comunque eventualmente anche parallelamente. L'importante è che ci siano 2 metri di spazio tra i 2 ciclisti. Saluto Paola Zanuso, e che ci porta subito una domanda, e vorrebbe parlare della responsabilità dell'associazione che organizza le lezioni di ginnastica per adulti. Ginnastica per... Provo un ragionamento? Prego, Presidente. No, perché il tema della responsabilità effettivamente è un tema molto sentito, perché è molto attuale e parte dal mondo delle imprese al mondo dell'organizzazione appunto delle attività sportive. Adesso parlo un po' da parte del mio aspetto professionale come commercialista. In effetti è proprio di ieri, comunque sostanzialmente attendiamo una probabile circolare INAIL che vada ad esplicare bene un po' tutto il senso delle responsabilità da contagio o da coronavirus, perché è difficile stabilire il limite, diciamo così, di contagio, no? Il contagio è avvenuto sul luogo di lavoro piuttosto che in palestra, perché poi qui a questo punto siamo su uno stesso ambito, no? E per cui il punto è che è fondamentale chiaramente porre in essere tutte le prescrizioni normative. E però su questo stiamo attendendo delle modifiche, diciamo, sulle responsabilità, perché effettivamente non è molto chiaro il quadro. Chiedo conforto anche all'assessore. No, infatti, nel senso, le responsabilità solitamente sono sempre in capo magari al presidente dell'associazione, a colui che è riferimento dell'associazione stessa. È chiaro che in questo momento bisogna andare in punta di piedi, bisogna essere molto prudenti, e quindi quello che mi sento di dire è che visto che le competizioni, comunque questa è una riflessione di carattere generale, visto che le competizioni sono sospese, visto che comunque non ci sono e a breve sembra che non ripartano, magari anche attendere qualche giorno in più per vedere un attimino come si sviluppa la situazione, penso che sia la cosa più raccomandabile, onde evitare appunto che ci siano degli spiacevoli inconvenienti in qualsiasi tipo di ambito. Assessore, un'altra domanda, questa volta per il Nord Walking, ok? Sì. Quindi sport che con l'estate che si avvicina nella nostra certo. Lessinia siamo di casa, no? Sì. Ok, rispettare la distanza dei 2 metri, è Luciano sì. che pone la domanda, sì. ma il dubbio è nel punto di ritrovo, dove ci sì. si trova tutti insieme, no? Quindi sì. possono essere 10-15 persone in un'area aperta con mascherina. Ecco, una situazione come quella lì è consentita o no? O basta tenere la distanza di 1 metro l'uno dall'altro? Sì, si tiene la distanza di 1 metro l'uno dall'altro, tutti distanziati, e c'è la possibilità di partire naturalmente scaglionati 2 metri uno dopo l'altro. Ho capito. Quindi ci si ritrova, ci si saluta, si evita tutti con la mascherina, con i guanti, e poi si parte. E si cammina senza mascherina. Si può camminare anche senza, esatto. Anche per permettere, poi diventa anche impossibile fare anche 2 o 3 ore di nordico, che sono improponibile. È improponibile. Infatti, e dopo c'è sempre una regola non scritta, che è quella del buonsenso, vero? Naturalmente, quindi è un attimo anche che comunque solitamente tutte le persone dotate di buonsenso mantengono la distanza, se 2 metri, 2 metri e mezzo, se devono parlarsi un attimino magari si rimettono la mascherina, se devono fare un attimo di sosta si rimettono la mascherina, poi ripartono, la tolgono. Quelle sono regole non scritte, che sta al buonsenso un po' di tutti noi. Ma infatti guarda, spezzo una lancia, perché più che fase 2 secondo me questa è la fase del buonsenso e del senso di responsabilità. Diciamo che le scene che abbiamo visto negli spritz a Padova non erano proprio un richiamo, un appello alla responsabilità. Ma no, ma anche perché diventa difficile, io mi metto anche nei panni dell'ordinante o del legislatore, diventa difficile regolamentare ogni caso, diventa difficile, quindi c'è bisogno proprio anche della collaborazione. Il messaggio è chiaro, che bisogna ancora mantenere questo distanziamento interpersonale, e quindi se si dicono che ci vogliono 2 metri, se si fa attività sportiva, se ci vuole 1 metro, insomma sono regole che valgono un po' per tutto il giorno, non è che se uno non fa niente può allora stare abbracciato. È chiaro che ci vuole sempre quel buon senso che ti fa
che protegge te stesso, che protegge gli altri. Se con un po' di fortuna, con ancora un po' di buona volontà, ormai la parabola sembra che stia scemando, sembra che si stia azzerando, quindi manteniamo ancora un po', stringiamo ancora un po' i denti, che magari nell'arco di 2 o 3 settimane riusciamo poi anche magari a vivere la quotidianità con meno apprensione. Ecco, Monica Garibo ci scrive del ciclismo, no? Diciamo, mette qualche dubbio sulla fila indiana. Sì. Ma vorrei chiedere questo al Presidente, collegandomi, dopo le rispondiamo, no? Ma prima volevo fare una domanda al Presidente, proprio sul ciclismo. Nel circuito del World Tour, cioè la massima espressione del ciclismo mondiale, non c'è una squadra professionistica italiana in un paese che è la culla del ciclismo, che ha fatto la storia del ciclismo. Ecco, quanto è complicata, quanto è critica la situazione delle società dilettantistiche e soprattutto giovanili, il discorso che si faceva prima, in uno sport come il ciclismo, perché quelle sono il motore, sono il polmone del ciclismo italiano. Se perdiamo quei patrimoni lì, rischiamo di perdere tutto. Assolutamente sì. In effetti questa è un'anomalia particolare, perché veramente l'Italia è la culla del ciclismo. Però noi assistiamo parecchio, diciamo, ad un'attività un po' più strutturata, soprattutto un po' più svolta da soggetti un po' più adulti. Quindi effettivamente cercare di ricostruire, soprattutto negli ultimi anni, questa attività giovanile in quel settore, ecco, in questa fase di difficoltà, per tutte le considerazioni che abbiamo svolto prima, se lasciamo sole le società in questo momento rischiamo di perdere e vanificare tutto quel lavoro che si stava facendo appunto per cercare di ricreare le future leve. Per cui ecco, a maggior ragione un appello soprattutto per quanto riguarda poi quegli sport in difficoltà, per i settori giovanili, per le varie, come dire, leve da ricostruire per la preparazione del futuro di determinate discipline. A maggior ragione adesso, dopo questa fase, come dire, di urgenza e di difficoltà, riuscire, per esempio col fondo successivo del quale si parlava appunto nel decreto rilancio, riuscire a creare un tavolo di lavoro che possa andare ad individuare tecnicamente come spendere questi denari nel miglior modo possibile, appunto soprattutto per il futuro dello sport di base. Quindi ecco, sì, fare il fondo, crearlo. Infatti c'è stata una domanda subito, no? Quando abbiamo detto ma come verranno distribuiti? Questo è proprio il buon senso pratico, no? Dice ma come verranno distribuiti poi successivamente questi fondi? E da qui l'importanza appunto di creare dei giusti tavoli di lavoro fra federazioni, enti, strutture sportive, Ministero dello Sport, appunto creare le condizioni per cui si riesca ad ottenere il massimo da questa ricostruzione, proprio colpire, cioè avere lo spunto per poter lavorare meglio dopo. Il Fondo Salvasport si nutre attraverso la tassazione delle scommesse sportive, giusto? Sì, questo, secondo me, gli do una lettura anche etica, se vogliamo, abbastanza importante. Sì. Se vuole. Importantissimo, certo. Vuole sottolineare questo aspetto. Importantissimo, perché effettivamente riportiamo un po' nel sistema vero, pratico, ripeto, della serranda che si alza, dei ragazzi che si allenano, degli accompagnatori e dei genitori, riportare un po' di tutto quel mondo virtuale di scommesse, anche appunto che può sconfinare anche in comportamenti, come dire, poco salutari e poco corretti. Ecco, riportare una parte di questi fondi ad un fine preciso, che è proprio questo. È un po' un ritorno poi come il Totocalcio era per lo sport tanti anni fa, no? Un po' un ritorno, l'ispirazione è quella. No? La mitica Sisal. Ah sì, certo, ha finanziato sport per decenni. Sì. Assessore, torno alla domanda di Monica Garibo sul ciclismo, che mette in discussione la fila indiana, perché dice che potrebbe essere comunque motivo di spargimento di droplet, le famigerate goccine. C'è qualche virologo, secondo lei, che sostiene questa tesi? No, ma ci sta. Allora, io ho declinato l'ordinanza regionale che parla di mantenere durante l'attività sportiva i 2 metri. Quindi ho pensato o parallelamente stanno più di 2 metri i ciclisti, oppure durante la fila indiana
mantengono il più di 2 metri, quindi solitamente ci sono, secondo me, quando vanno in fila indiana i 2 metri. È chiaro che è più pericoloso in fila indiana perché se quello davanti starnutisce e dietro c'è un altro ciclista rischia comunque, o ha un colpo di tosse e rischia di intercettare queste particelle. Quindi anche in quel caso lì diventa difficile. È chiaro che però non hanno tante alternative i ciclisti, o stanno in fila indiana o stanno paralleli, quindi diventa anche difficile. Oppure uno davanti, uno sta dietro, però non sta a ruota, sta a lato di 1 metro, di 1,5 metri, quindi può evitare eventualmente questo. Certo che sarebbe, è un'evenienza, è giusta l'osservazione della signora, è una possibilità anche questa e diventa loro parlano di 2 metri l'ordinanza. È chiaro che dopo va declinata in base allo sport e torniamo al discorso del buonsenso, che se ci sono queste problematiche magari è più opportuno tenere 3 metri oppure neanche stare in fila indiana, però in qualche maniera anche i ciclisti debbono pur riprendere a fare attività sportiva. Ok. Filippo, so che c'è un consiglio comunale particolarmente importante stasera che ti attende, per cui ti saluto. No, ma io mi fermo ancora 10 Puoi minuti. Puoi stare ancora con noi? Perché è una bellissima chiacchierata che stiamo facendo. Anzi, permettimi di ringraziare anche il presidente Biasi per l'organizzazione, mi ha fatto molto piacere che mi abbia invitato. Infatti questa sera, così, apro una parentesi, c'è la fusione della GSM, AIM ed eventualmente A2A, la discussione un po' in consiglio comunale. È un consiglio comunale straordinario che è stato anticipato perché domani è San Zeno, il patrono di Verona, perché altrimenti sarebbe stato giovedì. Di conseguenza il sindaco purtroppo non è riuscito ad intervenire, comunque mi ha pregato di portare i suoi saluti, poi lui è ex assessore allo sport e particolarmente vicino al nostro mondo, quindi ci sarà sicuramente occasione poi per avere anche il suo saluto. Il sindaco è anche un tifoso accanito del Verona. Come l'ha presa che proprio quest'anno è arrivato il Covid a fermare la più bella stagione che il Verona stava facendo dalla notte dei tempi? Non penso sicuramente non bene, ma non solo il sindaco, penso parecchi. l'1% dei veronesi, quantomeno di tifosi del Verona, però non è detta l'ultima parola. Vediamo. Paradossalmente, se il campionato venisse congelato, e il Verona sarebbe ottavo e potrebbe comunque partecipare ai preliminari di Europa League, quindi è da capire se sia un male o un bene, perché non è detto che poi sì, a maggio avrebbe comunque resistito in quella posizione. Certo. Presidente, questa per lei, ma torno sempre all'uomo della strada, quello del bar che prende il caffè la mattina, no? Che si chiede, ma ok, ma nell'anno che non fanno le Olimpiadi, che è la massima espressione della storia dello sport, da quando che esiste lo sport, si parla di Serie A. Ma come fa a giocare la Serie A e nello stesso tempo non si fanno le Olimpiadi? Come si spiega questa cosa? Vede, perché mi tira fuori proprio la mia natura anticalcistica. Alla fine proprio è riuscito. Alla fine l'ho lavorata ai fianchi un po'. Esatto. Cercavo di essere diplomatico. No, questo è il controsenso. Quando dicevo prima, emerge, no? In tutta questa emergenza emergono diversi interlocutori e diverse figure che dettano, no, le regole delle politiche sportive. È proprio perché ci siamo resi conto ulteriormente sia della fragilità appunto del grande sistema calcistico da un punto di vista economico, e sia anche però della forza, come dire, interlocutoria e della volontà di decisioni. Perché io comunque, ripeto, avendo sempre fatto sport minori, avendo sempre amato sport minori, per carità, conosco, pensate che, un piccolo aneddoto, mia moglie è insegnante di judo, è maestra di judo, e anche mio cognato, e loro hanno una piccola palestra, proprio la classica piccola palestra dell'uomo del bar, perché è la classica palestra nello scantinato dove si fanno solo arti marziali e dove sostanzialmente non ci sono i grandi macchinari, insomma è tutto sudore, odore di muffa, classica vecchia palestra che ci ricorda. E la sua allieva è Odette Giuffrida, è seconda, ha fatto medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio di judo, una campionessa di judo, e quindi io vedere, è cresciuta a casa mia, era a casa mia da quando era bambina e tutto quanto, e vedere
i sacrifici di questa ragazza che ha girato il mondo per fare gare, per entrare nel ranking mondiale. Lei non conosce Natale, Capodanno, eccetera, perché è sempre in allenamento, sempre in palestra. Vedere tutti questi sacrifici e vedere che poi appunto c'è il buon senso generale comune di spostare le Olimpiadi, di fermare anche una macchina, come dire, consistente dal punto di vista economico, insomma, diciamo. Ecco, è anche un po' amareggia anche poi vedere trattamenti e ragionamenti diversi. Per cui, come dire, come lo spieghiamo all'uomo comune? Spieghiamo che comunque poi l'uomo comune comunque tutte le domeniche poi è attaccato al televisore e segue il calcio e segue le vicende, però insomma, fa parte della cultura un pochino, non dico solo del nostro paese, ma fa parte proprio della cultura globale. Per cui più che altro dobbiamo pensare non tanto a quello, ma quanto a come salvaguardare tutti gli atleti degli sport minori, tutte quelle persone che vivono con passione, insomma, e solo passione a senso unico vivono tante altre realtà sportive. Insomma. Senta, ne approfitto per farle lanciare un appello, no? Sulla cultura sportiva. La mia generazione è quella cresciuta con i giochi della gioventù, quando lo sport a scuola si faceva. Questo secondo me è un dramma della nostra società. Il rapporto che c'è, o meglio, che non c'è, tra sport e scuola. Cosa vi sentite di dire? Questo per lei e anche per l'assessore Ragni. Assolutamente vero, fondamentale, hai toccato un altro tasto importantissimo, proprio la cultura dello sport, ha detto, perché non ce l'abbiamo più nelle scuole, non ce l'abbiamo più partendo proprio dai livelli più bassi. Quello è tutto rimesso ad accordi privati con singole associazioni che poi hanno difficoltà ad entrare nelle scuole, poi in orari extracurricolari. Quella è una grande battaglia, ad esempio, una grande battaglia che stiamo provando a fare. Adesso parlo come Unione Sportiva Acchi, con convenzioni, abbiamo firmato tutte le convenzioni possibili e immaginabili e peraltro su questo abbiamo vinto un bando con il Ministero Università e Ricerca. Pensate, abbiamo vinto un bando con il Ministero dell'Università per poter andare nelle scuole ad insegnare. Chiaramente, questa la dico così, non perché tutto diciamo a carico nostro, organizzando le attività, mandando gli insegnanti negli orari diciamo così curriculari. Per cui, per far capire questo, come dire, il livello di, passatemi il termine, ignoranza sportiva nelle prime fasi di crescita dei ragazzi. Ritorniamo al ruolo dello sport nella fase educativa dei giovani, ma se poi manca proprio nelle istituzioni è difficile poi poterli portare dentro, ed è lì a maggior ragione, ancora di più se ritorna poi sempre lì, a maggior ragione il ruolo delle associazioni di base che sono proprio degli avamposti sul territorio per poter declinare questi valori, perché se non li passa la scuola, se non li passano come dire, le istituzioni in senso ampio, sono le associazioni poi con il buon senso degli enti locali a poter portare questa cultura ai giovani e ai ragazzi. Per cui a maggior ragione vanno aiutati. Prima sentivo appunto l'assessore parlava delle piscine, gli impianti natatori, l'acqua, quindi la partecipata del comune che slitta e dà. Già, per carità, non entro in certi temi, ma sono esempi pratici di come una comunità, un ente locale può aiutare la sua comunità, perché poi ecco, andiamo su questo, andiamo sullo sponsor che appunto non è stato incentivato e sarebbe dovuto essere incentivato per poter portare, perché poi ripeto, il nucleo è l'associazione di base, l'associazione sul territorio, al quale è demandato così in forma del tutto volontaristica questo importante ruolo educativo verso anche i giovani, soprattutto verso i giovani. Grazie. Assessore? Il Presidente ha colto nel segno. I giovani hanno, come noi, perché dopo alla fine i giovani di oggi, lo eravamo noi ieri, hanno bisogno dello sport, hanno bisogno di praticare lo sport, hanno bisogno di capire cosa è una sconfitta, hanno bisogno di capire che attraverso i sacrifici poi possono raggiungere un risultato,
E quindi lo sport io penso che sia a livello formativo per un giovane, per un ragazzo sia fondamentale, dà l'opportunità a lui di crescere in ambienti sani innanzitutto e controllati. Spesso e volentieri se i ragazzi non hanno lo sport sono in giro, che si perdono, non perdono tempo, vanno dietro a stupidaggini, e viceversa quando fai sport trovi gli amici, trovi un ambiente sano, controllato, hai la possibilità di crescere, di formarti e quindi lo sport probabilmente la vittoria in sé dello sport, io penso che soprattutto per i ragazzi sia forse l'ultimo pensiero che debbono avere. La cosa più importante è che lo affrontino seriamente, la cosa più importante è che si impegnino e che diano il 100%. Dopo se arriva anche la vittoria è meglio, però non deve essere il fine ultimo di una persona, di un ragazzo che fa dello sport. Il fine ultimo è quello che lo sport dia una mano perché i ragazzi poi siano cittadini migliori rispetto, parlo per me, che siano cittadini che possono dare quel contributo che magari alcune generazioni non sono riuscite a dare. Quindi io confido molto nel valore anche, se vogliamo, terapeutico che possa avere lo sport per i ragazzi e che possono poi dare grandi soddisfazioni. Io confido, io ho sempre fatto sport nella mia vita e l'ho sempre trovato, e lì ho ancora le mie grandi amicizie, ho dei ricordi bellissimi, mi ha aiutato tantissimo. E quindi io veramente consiglio appena possibile dai 5, 6, 7 anni, indipendentemente dallo sport, perché sono tutte discipline, tutte belle, che uno vada a fare immediatamente dello sport e che i genitori con spirito di sacrificio continuino ad accompagnare i loro figli, che li vadano a prendere nonostante faccia freddo, nonostante siano stanchi, però fanno un grande gesto d'amore nei confronti dei loro figli e dar loro l'opportunità di svolgere attività sportive. Certo, certo. Il tempo stringe purtroppo, abbiamo solo il tempo per i saluti, ma volevo farvi fare un saluto da entrambi, no? E così, come vorreste contattarvi da quelle società che in questo momento, quelle società dilettantistiche che prima definivamo un po' il polmone di tutto il movimento, cosa vi sentite di dire a queste persone in questo momento? Io mi sento di a voi dire... la parola. Sì, Presidente, l'anticipo. Prego, No, prego. io quello che voglio dire loro è che ci sono le squadre dentro il campo e ci sono le squadre fuori dal campo. Noi siamo un'unica squadra e che quindi tutti insieme dobbiamo riuscire un attimino a stringere i denti ed a uscire da questo momento difficilissimo. Non ci possiamo permettere di perdere un solo ragazzo, che sia un ragazzo dei problemi di natura economica che non riesce ad affrontare la spesa, dobbiamo in qualche maniera attraverso il comune, le associazioni, coinvolgendo sponsor, dobbiamo assolutamente trattenere tutti i ragazzi, dobbiamo dare una mano alle famiglie e tutti insieme. Questo è uno sforzo che dobbiamo fare collettivamente, dobbiamo riuscire a portare fuori e ad affacciarsi a questo 2021 perché il 2020 ci sta regalando forse troppe amarezze. Quindi l'unica cosa che posso dire per quello che riguarda la realtà locale è che c'è il Comune di Verona sul quale possono contare, faremo tutto il possibile perché tutti possano continuare a praticare dello sport. Magari si dovrà fare qualche rinuncia, si dovrà fare qualche sacrificio, però stringendo i denti passeremo anche quest'anno così brutto, così difficile, così tremendo. E ricordiamoci sempre da dove la cosa che dico è che questo virus, questa tragedia che ha colpito la nostra nazione deve anche esserci di insegnamento e quindi apprezzare molto di più quello che abbiamo e ringraziare per quello che ci viene dato. Troppo spesso diamo scontato troppo e questo non va bene, quindi tante persone hanno attraversato delle tragedie, tanti altri sono stati fortunati e non dobbiamo mai dimenticare che questa è una grandissima lezione di vita per tutti noi, quindi poter tirare un calcio, un pallone, oppure fare una schiacciata, oppure una mossa di judo è un regalo che ci fa la vita e non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Grazie. Presidente. Sì, assolutamente. Per quanto sia difficile, cerchiamo di metterci, so che può sembrare assurdo, un pizzico d'ottimismo. Dai, ci siamo, speriamo che manca poco, quel manca poco che diceva lei Fabiana all'inizio, fase 1, 2, 3, 4, però ragazzi ci siamo e soprattutto la consapevolezza, questo è importante, che questo brutto periodo ci ha dato la consapevolezza comunque che dei valori che portiamo avanti, dell'importanza di quello che facciamo, di tutto questo grande ruolo che, devo dire, non sembra, ma timidamente prima veniva sommessamente riconosciuto, adesso invece è diventato già più un linguaggio comune. Per cui
appunto il ruolo che i sacrifici che facciamo, i sacrifici che fate soprattutto dentro il campo e fuori il campo, come diceva l'assessore, questa volta sono visibili, cioè perlomeno è uscito allo scoperto un bel mondo, un mondo che fa tanto, che opera e che comunque comincia ad avere i suoi riconoscimenti. Ripeto, non per entrare diciamo nel dettaglio di norme, provvedimenti e quant'altro, però comunque lo sport ha avuto un filo d'attenzione e ha un filo d'attenzione in tutti questi passaggi. Tenete presente che stiamo andando verso il completamento della riforma del sistema sportivo, che prevede e sembra prevedere sempre di più il coinvolgimento e l'interessamento delle società, delle associazioni di base, per tutto quello che abbiamo detto fino adesso, per cui se fra tanti mali che per carità abbiamo avuto, se magari possiamo trovare una briciola, come dire, di elemento positivo, perlomeno cerchiamo di vedere in quella un germe per poter risalire la china e per poterci rilanciare. E per cui forza, coraggio, teniamo duro e continuiamo a credere nei valori in cui abbiamo sempre creduti, perché ora più che mai quei valori fanno del bene, portano del bene. Se riusciamo a tenere i ragazzi nelle nostre società è sempre più importante, è il momento per interloquire con le istituzioni, è il momento di far pesare in senso buono, diciamo così, il nostro ruolo e il nostro compito. Per cui occasioni come queste contribuiscono chiaramente a favorire, a velocizzare questi processi, per cui spendo una parola in chiusura ringraziando la dirigenza dell'US Agri di Verona, il presidente Biasi, Alessio Scolfano e la sapiente regia, insomma, di tutti coloro che hanno lavorato in questa fase. E mi taccio perché non voglio togliere il lavoro ai padroni di casa. Grazie Presidente, grazie per essere stato con noi questa sera. Possiamo chiudere con un distanti ma vicini. Va bene? Va bene, grazie a tutti. Grazie, grazie Assessore. Grazie, buona serata a tutti. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Buonasera. Ciao, grazie. Ciao Alessio, ciao. Ciao. Ciao Felice. Ciao, grazie. Ciao ragazzi. Ciao, grazie, buona serata. Ciao a tutti. Ciao, grazie.